Vi ringrazio tutti di essere intervenuti in questa serata organizzata dall'AIL e quindi organizzata appunto per una raccolta fondi. Siamo sempre a disposizione perché questo nobile pensiero sull'AIL l'abbiamo sempre tenuto a battesimo, l'abbiamo sempre voluto con noi. Volevo ringraziare anche perché l'AIL ha voluto donare a Santa Maria di Sala per tutti gli eventi che facciamo in villa un defibrillatore. Grazie Presidente, grazie Yolanda, grazie Roberta. Un dovere morale dell'AIL è nei confronti dei regatanti della regata storica, perché già da 2 o 3 anni oramai interferiamo con la regata storica e anche dei regatanti e delle regatanti soprattutto ci appoggiano, e quindi in segno di riconoscimento noi con lockdown non siamo riusciti a fare ancora degli incontri diciamo celebratori, e poi comunque non sarebbero stati all'altezza dei vini di questa sera in ogni caso, anzi io qui c'ho ancora il mio calice. Alziamo un attimo il calice per fare un brindisi alle sorti nostre che siamo qui presenti, alle sorti della nostra provincia e regione, ma anche del nostro paese. E sto bene. Veramente bello stare